Buonasera e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Violenta una bambina, figlia di amici, e filma gli abusi. Arrestato un uomo a Partinico. Il sindaco: siamo diventati come Gomorra. Finisce contro un muro con la minimoto, grave un bimbo di 4 anni. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Catania, traffico di migranti sull'asse Turchia-Italia. 7 egiziani arrestati a Istanbul, la base operativa. Giro di scommesse clandestine a Messina, 22 arresti. L'organizzazione era in grado di rinascere dopo le inchieste. I termovalorizzatori sono necessari. Schifani ribadisce entro il 2026 l'inizio dei lavori. Uomini in campo contro la violenza sulle donne. Il 19 aprile a Caltagirone un corteo tutto al maschile. Non ci sono più scuse. La Sicilia chiude da protagonista la 57esima edizione dei Viniteli a Verona. Il padiglione 2 è stato tra i più visitati della fiera. Calcio, Serie C a rush finale per il posizionamento play-off. Il Catania, atteso da sole 2 partite, punta a mantenere il quinto posto. Violenta la figlia di amici e filma gli abusi sulla bimba. Arrestato il sindaco di Partinico, dice: siamo diventati come Gomorra. Marco Gullà. L'orco era amico di famiglia, era spesso in casa, dove ha abusato sessualmente per anni di una bambina. Questa terribile vicenda arriva da Partinico, in provincia di Palermo. I carabinieri hanno arrestato un palermitano di 46 anni, accusato di violenza sessuale aggravata e pornografia minorile. Secondo quanto messo in luce dalle indagini, l'uomo, amico di famiglia e assiduo frequentatore dell'abitazione della vittima, avrebbe approfittato anche di una condizione di particolare vulnerabilità della bambina, abusandone sessualmente in più occasioni. L'indagato avrebbe filmato gli abusi sessuali avvenuti a volte anche nella sua abitazione attraverso una telecamera nascosta, realizzando così diversi video pedopornografici che gli inquirenti hanno trovato nella sua disponibilità. La giovanissima vittima si trova ora al sicuro in una struttura protetta. Un'altra vicenda di cronaca che arriva quindi da Partinico. Il sindaco Pietro Rao è sconfortato e in una lettera indirizzata alla cittadina dice: Partinico come Gomorra. Naturalmente questo segue ad altri fatti tragici delle ultime settimane, ci lascia veramente con l'amaro in bocca. Noi vogliamo costruire una città migliore per i nostri ragazzi, per i nostri figli, ce la stiamo mettendo tutta, però probabilmente il sistema sociale ha un cortocircuito. Noi abbiamo la necessità di capire, di intervenire e di fare tutto quello che è possibile fare. A Catania il padre aggredisce la madre, la afferra per i capelli, la trascina per terra. Il maggiore dei 5 figli, tutti minorenne, chiede aiuto con un messaggio alla nonna. È lei che avverte i carabinieri, che intervengono e arrestano l'uomo di origine nordafricana. I militari, la donna ha raccontato che le violenze duravano da 16 anni e di essersi accorta che il compagno faceva uso abituale di crack e cocaina. Incidente con la minimoto a Palermo, un bambino di 4 anni è in coma. Marco Gullà. È in condizioni disperate il bambino di 4 anni, rimasto gravemente ferito in un incidente nella zona di Bocca di Falco a Palermo. È ricoverato in rianimazione all'ospedale di Cristina, dove stanotte è stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico. Il piccolo ha riportato un grave edema cerebrale e fratture facciali, arrivato già intubato dall'ospedale in Grassia, dove in un primo momento era stato trasportato dal padre, è in coma. La dinamica dell'incidente è ancora tutta da chiarire. Nel tardo pomeriggio di ieri il piccolo si sarebbe trovato su una minimoto a 3 ruote con motore a scoppio. L'impatto devastante è avvenuto contro un muretto. Il padre ha trasportato il figlio all'ospedale più vicino, l'Ingrassia di Corso Calatafimi, dove è stato intubato. Al pronto soccorso sono nel frattempo arrivati anche i parenti e gli addetti alla sicurezza, che hanno chiesto l'intervento dei carabinieri per scortare il bimbo durante il trasferimento al di Cristina. L'evoluzione delle sue condizioni sarà più chiara nelle prossime ore. Nel frattempo viene tenuto sotto stretta osservazione.
Traffico di migranti sull'asse Turchia-Italia, 7 egiziani arrestati, destinazione finale degli sbarchi, le coste siciliane e calabresi. Tonino De Mano. Chi poteva accedere a questo tipo di trasporto era una persona che aveva il grado di raccogliere anche in ambito familiare una cifra ragguardevole. Le parole di Vincenzo Nicolì, direttore dello SCO, non lasciano spazio ad interpretazioni. Qui c'è di mezzo un'organizzazione ben strutturata economicamente, altro che viaggi della speranza con le cosiddette carrette del mare, che salpano dal Nord Africa. La nuova rotta dell'immigrazione emersa nell'operazione El Rais della Procura di Catania è sull'asse Turchia-Italia, con un sodalizio che operava tra Egitto, Turchia, Grecia e naturalmente Italia. 7 gli egiziani arrestati, per gli altri 8 bisognerà attendere complesse procedure burocratiche con stati extraeuropei come Turchia, Oman, Albania ed Egitto. Capo dell'organizzazione Assad Ali Guma Kodir, detto Abu Sufyan, ritenuto uno dei principali player di questo sistema di trasporto di migranti dall'Asia Minore all'Europa. Base operativa e logistica Istanbul. Da qui partivano i van carichi di migranti per i porti di Izmir, Bodrum e Marmaris, con rotte prestabilite e destinazioni in Calabria, Crotone e Roccella ed in Sicilia, con sbarchi ad Augusta e Portopalo di Capopassero. Sotto la lente degli investigatori 18 viaggi e presumibilmente un naufragio. Noi consideriamo che nel periodo delle indagini, durate circa un paio d'anni, 1 anno e mezzo, 2 anni, il giro d'affari sia stato pari a circa 30 milioni di euro e considerate che questo tipo di viaggi è più costoso di quello dei disperati che attraversano il Mediterraneo centrale. Qui parliamo per ogni persona di circa $10.000 o 10.000 euro. Intanto gli 88 migranti soccorsi nel Mediterraneo centrale dalla Humanity One sono approdati nel porto di Genova. Gioco d'azzardo e le scommesse clandestine invadono Messina. Una maxi operazione della Guardia di Finanza ha sgominato un'organizzazione in grado di rigenerarsi nonostante precedenti inchieste. Francesco Triolo. Un'organizzazione rodata, capace anche di rigenerarsi negli anni e che gestiva in maniera capillare il gioco d'azzardo e le scommesse online a Messina in provincia, una città, quella dello Stretto, che secondo l'analisi di pochi giorni fa di Federconsumatori è al 5° posto nella classifica delle città italiane per volume delle giocate pro capite sui canali autorizzati. Si gioca a Messina e si gioca tanto, insomma, terreno fertile per le organizzazioni criminali. Nell'inchiesta, che oggi ha portato a 9 provvedimenti di custodia cautelare in carcere e 13 ai domiciliari firmati dal GIP Eugenio Fiorentino, ci sono in totale 26 indagati. Secondo quanto emerso dalle indagini avviate dal 2022 e gestite per mesi dalla procuratrice aggiunta Rosa Raffa e dalle sostitute della DD Antonella Fradai e Liliana Todaro, a Messina era stata impiantata un'organizzazione capillare con ruoli ben definiti sin dal 2018, centinaia di migliaia di euro gestiti su piattaforme illegali, siti dark con estensioni internazionali su cui venivano deviati i clienti che magari entravano in un punto di scommesse dalla facciata apparentemente legale. Dalle intercettazioni telefoniche, telematiche ed ambientali è emerso come si poteva scommettere su tutto, su qualsiasi sport. L'organizzazione utilizzava poi canali Telegram e WhatsApp per decidere come indirizzare le scommesse. I guadagni illegali venivano investiti per l'acquisto di beni immobili come case, terreni oppure partecipazioni azionarie o ancora finanziava l'apertura di nuovi punti scommesse. A capo del gruppo, secondo quanto sostiene la procura, c'erano 2 messinesi, il 52enne Carmelo Salvo e il 44enne dipendente di RFI Letteria Arcoraci. I termovalorizzatori sono necessari. Entro il 2026 l'inizio dei lavori, lo ribadisce il presidente della regione Schifani. Sentiamo Maglio Viola. Sono ormai pronti e andranno in pubblicazione a breve i bandi per la progettazione dei termovalorizzatori in Sicilia. 2 impianti, uno a Palermo a Bellolampo e uno a Catania nell'area industriale, che saranno realizzati con 800 milioni di euro dei fondi di coesione, soldi pubblici dunque. A confermare l'avanzamento del cronoprogramma è il presidente della regione, che fornisce anche alcuni numeri sull'attuale costo esorbitante dello smaltimento dei rifiuti all'estero. Da molto tempo la nostra regione spende oltre 100 milioni di euro all'anno per esportare rifiuti all'estero, dove vengono inceneriti. È una situazione che non possiamo più accettare. Il presidente Schifani risponde anche alle preoccupazioni di chi teme che i termovalorizzatori siano pericolosamente inquinanti. Questi impianti di ultima generazione avranno un impatto ambientale pari a 0 e garantiranno la massima sicurezza per i cittadini. Tutto sarà fatto con la massima attenzione, trasparenza e rispetto per l'ambiente e la salute pubblica.
Infine i tempi, fra gara di progettazione e assegnazione dei lavori bisognerà attendere settembre dell'anno prossimo per l'avvio reale delle opere. Entro settembre 2026 l'inizio dei lavori che dureranno 18 mesi. È il momento di guardare avanti per costruire una Sicilia più moderna, sostenibile ed anche capace di affrontare il futuro con fiducia. A conti fatti, gli impianti dovrebbero entrare in funzione nel primo semestre del 2028. Dopo gli ultimi femminicidi, a scendere in piazza per dire no alla violenza sulle donne saranno degli uomini. Il servizio è di Adela De Barbagallo. Non ci sono scuse, sfiliamo da maschi per diventare uomini. Toccato dagli ultimi femminicidi, quello di Sara a Messina e di Ilaria a Roma, Luca Cultrera ha deciso di lanciare l'iniziativa La Carovana degli Uomini per Bene per sabato 19 aprile a Caltagirone. Ospite del Focus di Telecolor afferma che non devono più essere solo le donne a manifestare contro la violenza. Ma volevo che finalmente noi uomini potessimo avere la possibilità di dire il nostro no a ogni forma di violenza e di renderci forse protagonisti di un gesto che ha visto sempre o quasi sempre le donne lasciate da sole. Il problema è di noi uomini, afferma Goffredo D'Antona. La mia colpa, voglio fare un leggero, non è questo, è quasi di essere uomo. La mia colpa essenziale è di non capire quello che noi uomini stiamo facendo. La violenza delle donne è degli uomini. Per Maria Celeste Celi serve educare i ragazzi e le famiglie e invoca un'attenta campagna di comunicazione. L'aumento dei femminicidi è anche dovuto a una comunicazione errata. Questa volta la chiamata arriva da uomini ad altri uomini per una presa di coscienza forte e collettiva. Ci fermiamo, c'è una pausa e poi torniamo per parlare di orientamento universitario e anche del Vinitaly. A tra poco. Inaugurato al CUS di Catania il Salone dell'Orientamento, 3 giorni in cui gli studenti possono farsi un'idea sul corso di laurea in cui vogliono iscriversi. Adela De Barbagallo. Probabilmente medicina, se ci fanno sapere qualcosa. Mi è sempre piaciuta. Molti hanno già le idee chiare, è caduta la tagliola dei test, saranno tantissimi quest'anno i ragazzi che si iscriveranno a medicina. Non sarà un problema, ci sarà questo semestre filtro come deciso dal Parlamento, quindi in tanti parteciperanno a questo semestre filtro e poi per quello che riguarda la seconda parte sarà come sempre una selezione. Al CUS di Catania il Salone dell'Orientamento, 3 giorni di festa e l'opportunità per i ragazzi e le scuole superiori di conoscere i dipartimenti e i corsi di studio dell'Ateneo. Abbiamo visto ingegneria, fisica, scienze politiche, abbiamo parlato. Sì, interessante. Nei vari stand, tutor, studenti universitari con i quali confrontarsi sulla loro esperienza. Eccoli gli alambicchi della facoltà di chimica. Qua stiamo facendo un pochettino una demo di tutti quelli che sono varie esperienze che facciamo in laboratorio. E diamo anche un minimo di teoria base per incuriosire più che altro le persone a iscriversi effettivamente a chimica. Qui per dare informazioni a eventuali studenti che volessero iscriversi in ingegneria. Che progetto state illustrando? È un progetto di Formula SAE, è una competizione sportiva universitaria che si occupa della costruzione e della progettazione di un'auto di auto formula. Avevo già le idee chiare, volevo fare giurisprudenza, ma anche in altri stand ho avuto la possibilità di rivalutare le mie idee. Sul palco ad intrattenere con la loro musica gli studenti di Radio Zammu, anche questa assieme al coro dell'università una bella realtà dell'Ateneo di Catania. A Gela prende forma il Museo dei Relitti Greci, un progetto che valorizzerà anche il patrimonio archeologico subacqueo della città. Gera Italia. Dopo anni di attesa e rallentamenti burocratici con l'apertura delle prime casse del relitto arcaico, sono ufficialmente iniziati i lavori di allestimento del Museo dei Relitti Greci a Gela. La struttura, realizzata dalla Sovrintendenza ai Beni Culturali di Caltanissetta e finanziata dalla Regione Siciliana, ospiterà il relitto arcaico recuperato al largo di Bulala tra il 2003 e il 2008. Il museo sarà arricchito da vetrine espositive e installazioni multimediali e offrirà ai visitatori un'esperienza immersiva. La fase iniziale dei lavori prevede il montaggio dello scafo, un'operazione delicata che restituirà alla città un pezzo della sua storia. Sono contenta che siamo arrivati a questo punto perché davvero Gela merita di avere un museo importante e attrattivo come sarà questo. Presente all'apertura delle casse anche l'assessore regionale ai beni culturali Francesco Paolo Scarpinato, che ha sottolineato l'importanza del progetto per la valorizzazione del patrimonio siciliano. Gela avrà l'opportunità di avere un polo culturale importante che racchiude la storia ma anche l'archeologia marittima del Mediterraneo.
secondo me diventerà esempio e paradigma di riferimento. Il sindaco di Gela, Terenziano Di Stefano, ha evidenziato il valore dell'iniziativa per la città. Un evento importantissimo, un evento che cambierà decisamente le sorti del nostro territorio e dei territori vicinori. L'allestimento del museo rappresenta un passo decisivo per la valorizzazione del patrimonio archeologico marittimo di Gela. Dopo il successo della mostra Ulisse in Sicilia, che ha attirato oltre 45.000 visitatori, la città si prepara a un nuovo capitolo di crescita culturale e turistica. La casa del Possino di Neruda nell'isola di Saline, divenuta famosa per il film con Massimo Troisi, è salva e non dovrà essere demolita. Il giudice ha accolto il ricorso presentato al presidente della regione del proprietario per chiedere la sospensione del provvedimento che aveva dichiarato in parte abusivo l'immobile. La Sicilia chiude da protagonista il Vinitaly a Verona e il suo padiglione è stato tra i più visitati. Orazio Longo. È una Sicilia strategica e unita a quella che si è presentata alla 57esima edizione del Vinitaly a Verona. Il padiglione 2 è stato tra i più visitati dalle migliaia di persone che hanno affollato la zona fiere. Enoturismo e nuovi mercati guardando al prodotto siciliano, il vino, come un bene di alta qualità apprezzato in Italia ma anche in tutto il mondo. Degustazioni, masterclass e incontri esclusivi dedicati ai DOC Sicilia si sono susseguiti nella 3 giorni veronese. 82 milioni le bottiglie a marchio DOC Sicilia, 1 miliardo di euro il giro economico che ruota attorno alla produzione vitivinicola. Il consorzio sta monitorando attentamente l'evoluzione degli scenari internazionali, perché il 20% di dazi è sicuramente una percentuale che potrebbe incidere sensibilmente sulle nostre vendite. La scure dei dazi preoccupa, visto che gli Stati Uniti rappresentano il 20% delle esportazioni, circa 120 milioni di euro, ma l'assessore regionale Barbagallo invita alla calma. Non bisogna drammatizzare la questione dei dazi, ma non bisogna sottovalutarla. Certamente abbiamo degli strumenti per contrastare, innanzitutto la resilienza degli imprenditori agricoli che sapranno affrontare il momento. Cercheremo di aprire nuovi mercati, di potenziare i mercati esistenti e poi di rilanciare l'enoturismo. Secondo il report curato dall'Università di Messina e rivolto alle aziende di Assovini Sicilia, l'84% delle imprese ha già implementato servizi enoturistici, mentre l'Istituto Internazionale di Gastronomia, Cultura, Arti e Turismo ha assegnato alla Sicilia il riconoscimento di Regione Europea della Gastronomia 2025. Ci fermiamo ancora, c'è una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva perché siamo ormai al rush finale per i play-off. Siamo al calcio in Serie C, ultime 3 giornate della stagione regolare, siamo insomma al rush finale per il posizionamento nella griglia dei play-off. Marco Carli. 3 partite, solo per qualcuna, per altre sono 2, alla fine della stagione regolare. La corsa verso il miglior piazzamento nella griglia dei playoff. Il Catania al momento è quinto col Picerno. Arrivare in quinta posizione sarebbe un ottimo risultato perché significherebbe avere la certezza di giocare in casa il primo e il secondo turno, entrambi in gara unica, della fase del girone dei playoff, con la possibilità di arrivare alla fase nazionale con 2 pareggi al 90°. I rossazzurri nella regular season giocheranno solo 2 gare, riposeranno nel turno pasquale quando avrebbero dovuto affrontare il Taranto escluso dal torneo. 2 trasferte per De Rose e compagni a Cava dei Tirreni con la Cavese impegnata a conquistare un posto nei playoff e una probabilmente decisiva con il Potenza. Come si vede dalla grafica, 4 squadre in un punto, anche il Picerno come il Catania giocherà solo 2 gare, 3 invece per Benevento e Potenza. Una corsa vincente a cui il Catania partecipa con merito per quello che ha fatto nelle ultime partite, anche se la sconfitta con l'Avellino ha mostrato, come ammesso da Toscano, che il Catania deve ancora crescere in vista degli spareggi promozione. Ma i rossazzurri, va anche detto, nel primo tempo hanno retto benissimo il campo con la capolista. In settimana Inglese avrà la possibilità di mettere altra benzina nelle gambe, così come Dal Monte. Nella partita di Cava dei Tirreni, che Telecolor sabato trasmetterà in diretta in chiaro, non ci sarà Di Tacchio squalificato, pronto Quaini. Il Catania, dopo lo stop con l'Avellino, vuole subito riprendere a correre. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.